Jesolo in febbrile attesa di Miss Italia, in programma dal 29 settembre al 13 ottobre. Scelti gli alberghi che ospiteranno le concorrenti e lo staff, tutti nelle vicinanze del Palaturismo. Lo scenografo jesolano Marco Calzavara darà una veste nuova al Pala Arrex. C'è bisogno di sangue. L'Avis della provincia di Venezia lancia un appello per sollecitare le donazioni. Durante i mesi estivi le scorte sono scese da 1800 a 1250 unità e mentre di solito a settembre le donazioni aumentano, quest'anno non sta andando così. Controlli dell'ULSS 9 all'interno delle aziende per scoprire dipendenze da alcol e droga. Dipendenze in forte aumento tra i trevigiani. Più della metà delle persone controllate, circa il 60%, risulta positiva, cosa inammissibile in lavoratori con mansioni a rischio. Mogliano invasa dai cani poliziotto domenica 22 settembre per il raduno interregionale delle unità cinofile. Le squadre, sia militari sia civili, si esibiranno nel campo sportivo dell'Oratorio in via Don Bosco. L'evento è organizzato dal Comune e da Pengo Life Project. Prostitute in aumento a Padova, persino in pieno giorno, specie in pausa pranzo, sulle strade più trafficate come Corso Australia. Un problema anche per la viabilità, denuncia l'esponente di centrodestra Maurizio Saia. Gli automobilisti rallentano e si distraggono. Dopo la morte di una cavalla durante le prove, gli organizzatori hanno deciso di annullare la Quintana di Monselice, che era stata rinviata a domenica 22 settembre. Gli animalisti, che erano già pronti a disturbare lo svolgimento della gara, ora cantano vittoria.